Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. In teoria è la serata Marietto Hilde, ma Marietto c'è in regia e la Hilde qui con voi. Bene, allora vi ricordo le solite cose, il tempo insomma che vi raduniate, insomma che alcuni di voi partecipino o ci scrivano, insomma, in attesa di vedere qualche domanda. Vi ricordo due cose. Intanto in prima battuta vedo già questo Facebook user che mi dispiace non vedere chi è, no? Avete visto che non compare il nome. Dunque mi rivolgo a te, che sei in sovraimpressione in questo momento e che ci scrivi da Facebook, dal gruppo Facebook, e ti dico che devi andare assolutamente a cliccare sul link che compare nel post e autorizzare StreamYard a pubblicare il tuo commento. In questo modo non solo riuscirò a salutarti, ma se fai la domanda anche a risponderti. Dunque, ecco qua. Allora, qua c'è un Ale, ciao, magari eri tu, chi lo sa. Allora, bene, dunque questa l'ho detta, dunque cliccate se venite da Facebook, solo per la prima volta, non dovrete ripeterlo più, cliccate sul link streamyard.com/Facebook. Questo link apre una schermata dove ci sarà, insomma, al centro della pagina bianca con altre indicazioni, c'è la conferma alla pubblicazione dei vostri dati e da quel momento in poi potete tornare su Facebook tranquillamente chiudendo questa pagina, appunto, che era solo una pagina di conferma, ed entrare nella diretta. Quindi da qui in poi, una volta per tutte, vedremo il vostro nome quando ci salutate dal gruppo Facebook. Questo succede perché anche se vedete la diretta su Facebook, non trasmettiamo direttamente da Facebook. Dunque è importante che autorizziate questa interfaccia che usiamo per le trasmissioni in diretta, e in questo modo vi possiamo rispondere. Bene, allora, benissimo, vedete che il Marietto ha messo un link che dovrete cliccare così da poter intervenire e interagire con noi nella diretta. Poi, a proposito di interazione nella diretta, è importante anche che se ponete la domanda, poi restate lì, perché se capita il vostro turno e io vi chiedo delle cose, è un peccato, insomma, che non ci sia appunto come dire, un'interazione, cioè non mi diate delle conferme oppure le indicazioni che vi chiedo in quel momento. Dunque, per cortesia, è importante. E poi cos'altro? Le solite cose, solite per quelli che ci seguono, nuove per quelli che non ci hanno mai seguito prima, non sanno, che comunque appunto siamo disponibili su Facebook attraverso diversi gruppi, tra cui buonasera Marisol, e comunque adesso poi facciamo una carrellata, vi saluto tutti. Dunque siamo presenti nei gruppi Facebook, in particolare Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, e l'altro gruppo che mi è anche comunque molto caro, anche se è un gruppo molto più ristretto di persone, è i casti sacerdotali. Mi è caro tanto perché è il primo e poi perché lì diamo un maggiore risalto, insomma, alla Cabala. Che dirvi ancora? Ci trovate su internet, dunque non solo i nostri due, sì, ora ti si vede Giulia, bravissima. Allora, non solo ci trovate appunto su questi gruppi Facebook, ma ci trovate anche su internet e nei nostri due canali YouTube, dunque il canale YouTube del Marietto Veneziano e il canale YouTube Hildegarda. E su internet ci trovate a www.ilcapitano.altervista.org. Su questo sito troverete moltissimo materiale gratuito che potete appunto scaricare e iniziare fin da subito ad usare per dare insomma un qualche cambiamento, una spinta più positiva alla vostra vita tramite le onde di forma. Dunque
Scaricate tranquillamente le dispense che trovate, ne trovate in tante sezioni perché c'è la pagina proprio dei PDF di radiestesia, ma ci sono altre sezioni dove troverete materiale di ermetismo, di cabala, di crescita personale, eccetera. Dunque, girate tra le varie sezioni del sito perché sono certa troverete moltissime cose interessanti, soprattutto se amate queste discipline. E poi la sezione shop dove, come vedete in sovraimpressione, troverete fra i nostri prodotti, i nostri servizi, questo talismano sefirotico. Dunque è un talismano che cioè mi è molto caro, mi sta tanto a cuore. Primo perché se amate gli angeli non potete non averlo, e questo perché tutta la conoscenza che oggi abbiamo sull'angelologia e sulle varie diciamo le varie dominazioni, potestà, virtù, eccetera, che sono appunto le "case" tra virgolette, le schiere angeliche, proviene proprio dalla Cabala. Dunque, questo ciondolo permette di entrare in connessione con queste forze e di trarne i massimi benefici. Tra l'altro è anche programmato per la difesa a 360 gradi, più gli abbiamo messo su anche un piccolo talismano di Giove, dunque sempre un po' un pizzico di fortuna che non guasta mai. Trovate comunque anche le indicazioni per richiedere un consulto professionale, indagini radiestesiche e perché no la ritualistica. Se ritenete di aver bisogno di un aiuto, di una spinta, di uno sblocco, eccetera, le modalità con cui vi potremo aiutare sono diverse. La ritualistica, per esempio, oppure valutando il vostro tema natale o comunque le condizioni astrologiche dalla quale partite, possiamo, come dire, compensare, correggere, migliorare con i sigilli che vedete anche in questo momento in sovraimpressione. Sappiate che svolgono un lavoro straordinario e lo fanno in punta di piedi, delicatamente, piano piano vi sistemano alcune cose. Dunque, ovviamente ogni sigillo poi ha un suo scopo, una sua funzione e richiama determinate intelligenze divine, dunque bisogna poi individuare quello più opportuno, quello più adatto a voi. E il venerdì, spesso lo diciamo, appunto facciamo i riequilibri con la radiestesia. Dunque sappiate che gli strumenti per darvi una mano, ma anche gli strumenti per cominciare a migliorare la vostra vita sono tantissimi e siamo a disposizione nel caso decideste di affidarvi a noi o se avete anche solo bisogno di risposte, di chiarimenti, possiamo sicuramente indagare e andare più a fondo. Vi ricordo infatti che un consulto professionale dura 45 minuti a un costo di 20 euro. Benissimo, io direi di cominciare soprattutto con i saluti. Voglio salutare tutte le persone: Perla, Lori, buonasera, buonasera Maria, buonasera Giulia, Loredana, buonasera, buonasera Marisol, Annalisa, buonasera, buonasera Ale. Che dire, mi sembra, non vorrei saltare nessuno, ci tengo. Lori, Perla, sì, mi sembra di avervi salutato più o meno tutte. Bene, io direi cominciamo. La prima domanda è di Loredana. Mi raccomando, le domande, fate domande precise, fate domande mirate, mettete dei dettagli e soprattutto, adesso faccio la verifica, Loredana sei con noi? Perché così ti rispondo, dammi conferma se stai ancora partecipando perché è il tuo turno. Aspetto un tuo cenno, Loredana, 16 giugno 73. Vediamo, chiede come va con suo marito Giuseppe, ma ho bisogno che tu mi dica, insomma, se sei qui con noi, altrimenti passo alla prossima domanda. Ah, benissimo, Loredana, ci sei? Perfetto. C'è sempre un po' un tempo di differita fra il momento in cui parlo e il momento in cui ricevete e rispondete. Perfetto. Allora, Loredana, da quanto tempo siete sposati tu e Giuseppe? E comunque vediamo un pochettino. 16 giugno 73, Giuseppe 16 aprile 65. Sì, va bene, vediamo un pochettino com'è la situazione. Allora qua sembra dal taglio
sappiate che per quanto riguarda i rapporti, queste sono carte che indicano divergenze, di opinione, divergenze caratteriali, discussioni che, creano tensione, ma anche discussioni che possono nascere dal senso di essere trascurati o come se ci fosse qualcosa di non detto, qualche segreto, Comunque questo è un taglio, è il taglio. Vediamo un po' la stesa. Eh. Mh, mh. Allora, Loredana, bene, spero che mi sentiate bene. Allora, ma, c'è un qualcosa però, qui nella linea del passato, non so se sia attribuibile a te, a lui, a entrambi, magari in modi diversi, in tempi diversi, però è come se le sibille introducono un fattore di novità che può essere individuabile o in una notizia importante o in un flirt, una nuova persona, qualcuno con cui si innesca un corteggiamento virtuale e un amore platonico. Attenzione, platonico, non vedo incontri, non vedo cose, però insomma qualcosa che si muove, che nasce. Questo può portare o può aver contribuito a portare profonde crisi e incomprensioni. Ora, ripeto, non so da chi sia nata questa cosa, però qualcosina c'è stato, okay? Poi magari entrambi in tempi diversi, però di fatto in questo momento c'è, in corso una crisi che sembra comunque, abbastanza importante. Capirai che la carta le carte così si rafforzano, sono già 2 carte abbastanza pesantine, dunque si capisce che c'è tensione, che c'è okay, perfetto, Loredana, grazie. Ehm, c'è qualcosa e c'è molto da lavorare, ma c'è anche chi si muove e chi spia. Dunque io non so se sei tu che cerchi di tenerlo d'occhio o lui che tiene d'occhio te o tutti e 2 che vi controllate a vicenda perché appunto c'è un po' la coda di paglia, no, oppure è successo un qualcosa, non ci si fida più. Dunque diciamo che c'è, come dire, un clima teso, dove quasi tutto quello che viene fatto sembra quasi che uno lo sbaglia, come uno lo fa e fa, lo sbaglia. Allora però cosa c'è comunque nel prossimo periodo? Allora, c'è ancora un qualcosa, cioè qui compare è una situazione, come dire, forse lui ti spia. Okay, benissimo. Allora io cioè benissimo, insomma, però purtroppo magari succede. Allora qui cosa succede? Che sembra esserci preoccupazione o il timore profondo o veramente quasi un pensiero, che diventa pesante, quasi un malanno, no, a furia di pensare che possa esserci un'altra persona. E questo è una possibile interpretazione. Come pure è possibile, attenzione, che nel prossimo periodo compaia un altro corteggiatore, Quindi, c'è, qualcuno che magari si fa avanti e che comincia a portare una serie di domande o la necessità di guardarsi più dentro, di darsi delle risposte. Non escludo comunque l'artista può voler dire più cose, o che questa persona che porta crisi ulteriore nel rapporto, profonda indecisione, la difficoltà di fare una scelta, sia comunque una persona non completamente affidabile, oppure attenzione, un'altra sfumatura è che magari una delle possibili soluzioni o un percorso che potreste intraprendere sia di parlare con qualcuno, che può essere per esempio uno psicologo, uno psicoterapeuta, che magari vi aiuta a guardare più a fondo nella vostra crisi. Diciamo che nel prossimo periodo comunque si muove qualcosa che però ha a che fare con profonda indecisione e con qualcosa da mettere a posto. Un qualcosa che in termini di coppia comunque comincia a diventare un
una prova. Allora, di fatto sembrerebbe che le cose insomma sono 2. Se a portare un ulteriore colpo alla crisi, insomma alla relazione di coppia è il sopraggiungere di un'altra persona, questa persona potrebbe essere un uomo più giovane comunque di tuo marito, con il quale nasce un qualcosa che può anche essere più importante del previsto, cioè questo qualcosa poi si sviluppa e cresce. E questo è un aspetto. L'altra opzione è che questa persona che magari vi dà consigli o vi aiuta a individuare qualche soluzione, vi ascolta, questo professionista, diciamo così, no? In questo momento difficile, potrebbe effettivamente ripristinare una collaborazione, un periodo di serenità. Di fatto queste carte dicono che nel prossimo periodo, superati questi 2 o 3 passaggi, comunque si alleggerisce parecchio la situazione, quantomeno per te. Vediamo l'esito. Allora, bambino Imeneo, ladro pensiero. Qui c'è comunque un qualcosa, no, che lascia un ragionevole dubbio e un certo sospetto. Perché? Perché comunque è, se allora, ammettiamo che abbiate superato la crisi o che comunque il prossimo periodo sia più leggero, di fatto qua è come un riaffermare una reciproca fiducia, un nuovo inizio, ma sempre con la possibilità che si insinui qualcuno e dunque comunque se non era prima è dopo. Ma se invece quel qualcuno, si è lentamente insinuato, allora potrebbe anche nascere proprio una vera e propria relazione, che non è più solo un corteggiamento, che diventa un qualcosa di più, ma una vera e propria relazione parallela, per la quale magari sarà necessario trovare delle soluzioni. Dunque, elaborare soluzioni o nuove strategie. Bene Loredana, andiamo avanti. Giulia. Allora, brava Giulia, tutto ben articolato, lo leggo. Da 2 anni ad oggi sono stata messa a dura prova sotto ogni punto di vista e ora sono sfinita e sfiduciata. Vorrei una nuova vita, ma non so più cosa fare. C'è un messaggio per me? Allora, ok Giulia, mi dovresti dare quantomeno un'area, spero che tu ci sia, confermami se ci sei, prego Loredana, prego, un piacere. Allora Giulia, se mi stai ancora seguendo, cosa che ovviamente spero, perché mi hai fatto questa domanda accorata, spero di poterti rispondere. Se mi stai seguendo, perfetto, bravissima Giulia. Dimmi se vuoi che io le legga, non lo so, nella direzione sentimentale, nella direzione lavorativa, nella direzione economica, altrimenti purtroppo andiamo troppo come dire, ad ampio raggio e temo di non riuscire poi, sai, non conoscendoti senza elementi, a individuare il vero messaggio delle sibille. Pertanto se mi dai un'indicazione su quello che, può essere l'ambito, che ti sta più a cuore in questo frangente, è meglio. Io intanto livello sentimentale. Perfetto Giulia, allora torniamo sulla tua data, 13 aprile 73 e vediamo, cosa viene fuori. Sei single, Giulia? Oppure una relazione entrata in crisi? Ehm, io intanto mescolo. Eh, ti vedo okay, sì, sarebbe single? Allora, ti vedo in attesa di qualche cosa, ma attenzione perché potrebbe anche preannunciare, una conoscenza, ehm okay, va bene. Allora, sembra che possa arrivare o qualche notizia, che tu sembra tra l'altro che la stia aspettando, qualche risposta, qualche notizia, oppure io direi proprio anche, non escludo, che possa arrivare una qualche conoscenza, una qualche
come dire, rapporto virtuale, conoscenza virtuale tramite chat, messaggi, Vediamo però. Mh, allora, mah, effettivamente effettivamente la linea del passato ci parla di tutta una serie di bugie, di false promesse o di situazioni che poi insomma non hanno creato grande sfiducia e non vorrei dire, ma la carta del nemico comunque oltre alla sfiducia, oltre ai numerosi ostacoli, forse anche proprio rispetto, la possibilità di vedervi, di stare insieme o di costruire un'intimità solida, c'è anche la possibilità che tutti questi sospetti abbiano spinto comunque a controllare l'altro, per cercare di capire le cose che in qualche modo sembrano poco chiare o sfuggirci, in cerca di risposte che salvino o che sanino. Dunque c'è comunque qui, qualcosa che ti è un po' rimasto, no, non che per carità, non tutti sono uguali, però sai, si capisce che c'è stato un qualcosa che ti ha turbato. Allora, cosa c'è adesso? Mah, guarda, è possibile, è vero che tu ci pensi, però basta muoversi un pochino, darsi un pochino da fare, mettersi non serve tantissimo in evidenza, ma un pochino, basterebbe già un pochino, anche se qua vedo che se insomma se ti sbracci un po', se ti fai un po' ti muovi un po', è possibile fin da subito, cominciare quantomeno qualche flirt, qualche cosa così. Certo, magari tu non vorresti solo una cosa così e visti i trascorsi magari vorresti poterti, esporre in un contesto un po' più tranquillizzante, no, cioè se la persona ne vale la pena, però ecco prenditi il tempo di studiare perché di guardare, di valutare gli eventuali corteggiatori che comunque nella linea del presente, potrebbero, non essere pochissimi, cioè mi sembra che insomma qualcosa si muove, Poi che ci si possa fidare e che da lì, nasca, una relazione necessariamente duratura, magari il guado è profondo, però comunque mettiti in gioco, ecco, riparti perché qualcuno c'è magari ecco, fai un po' attenzione perché, magari appunto, visti i precedenti che hai vissuto, potresti, avere dei timori, no, perché, magari, hai paura che possa essere solo una cosa così o che, possano prenderti in giro. Dunque ci sono delle perplessità o delle ansie o delle vere e proprie gelosie, delle frustrazioni che possono nascere in te in futuro, però ti dico che quella persona, in particolare uno che si farà avanti, non è male, cioè è molto propositivo e sembra ben intenzionato. Allora potrebbe altresì essere una persona che comunque, in qualche modo, vedi, o è una persona che è altrettanto sola da tempo, qualcuno, che magari ha subito anche questa persona, o un grave abbandono o un lutto, cioè c'è qualcosa, okay, che con questa persona che, magari mette un po' alla prova certe tue diffidenze o certe tue difficoltà, può essere anche che in alcuni momenti possano emergere quel senso di solitudine, di rimpianto, però nasce un qualcosa. Io vedo nascere un nuovo inizio. Dunque, attenta perché in questo bouquet di corteggiatori o persone che potrebbero in un modo o nell'altro farsi avanti, si nasconde comunque una persona interessante. Allora cosa c'è però qui? Allora
Si vede, sì? Allora, intanto potrebbe essere una persona, come ti dicevo, sola da tempo e con quel tipo di fare che è un po' timido, un po' chiuso, un po' rigido, un po' freddo, cioè è una carta saturnina, è una carta di ufficialità, è una carta, comunque di una persona quadrata, solida, però una persona che magari, esterna a fatica, no, le proprie emozioni, le proprie cose. Dunque magari lo potresti percepire e percepire insomma, mhmm, quella speranza che un pochino si ammorbidisca, cambi, la situazione possa, in qualche modo modificarsi nel tempo. E devo dire che comunque un qualcosa allora o una persona che è già sola da tempo, o una persona che ha profondi rimpianti, o una persona che si sta separando, okay, cioè comunque sono carte che parlano di, solitudine o, qua quasi eremita potremmo dire. La carta del sacerdote somiglia all'eremita degli arcani maggiori, dunque c'è un qualcosa anche di questo tipo, comunque una persona sola. Ma questa solitudine si accompagna alla speranza di un qualcosa di profondo cambiamento. Potrebbe anche indicare che questa persona porta a compimento tutti quei passaggi che lo porteranno ad essere una persona libera e con questo cambiamento potrebbe ufficializzarsi con un rapporto. Però, ecco, io direi viviamola un passo alla volta, Giulia, perché comunque compare qualcuno all'orizzonte. Allora, adesso abbiamo Alexia. Anche a te Alexia chiedo se sei qui, se sei collegata. Prego Giulia. Allora, Alexia, fammi un cenno se ci sei, altrimenti passo alla prossima domanda, perché magari molti mi scrivono e poi vanno a bersi un caffè. Scherzo, vabbè, magari non è che dico che dovete stare per forza incollati qui, però se volete una risposta è così. Allora, va bene, Alexia non ha risposto, passiamo a Marisol. Ho un'altra sentenza a maggio di separazione con mio marito. Che dici? Ho buone probabilità che il giudice dia ragione a me? Maria Pia 6 novembre 71, Luca 1 settembre 63. Ok, benissimo Marisol. La risposta, cioè la domanda è composta benissimo. Dimmi solo se ci sei. Brava, bravissima, bravissima Marisol. Allora, vediamo come va la prossima sentenza a maggio. Vediamo come va per te, Maria Pia. Ok. Ecco, allora diciamo che l'udienza sarà un po' confusa, perché l'udienza c'è, vedi? Più di così. Deliranti, vabbè, vediamo un po'. Sicuramente verranno fuori delle cose che magari un pochettino creano un po' di confusione. Senti, ma lui in passato non ha giocato proprio pulito, eh? Cosa ha usato? Allora, okay, se senti di voler interagire con me, sentiti libera di farlo, anzi, ben venga. Ho visto insomma, ladro, disgrazia, te ne ha combinate di ogni. Però c'è di mezzo una donna giovane. Io adesso non so se lui, mhmm, magari ha tirato in ballo qualcuno, se avete figli ha usato come scudo i figli, oppure se nel frattempo ne aveva un'altra nel taschino. Comunque diciamo che c'è qualcosa con una giovane donna, per la quale probabilmente lui, è andato avanti per non restare indietro, no, cioè, ha usato probabilmente tutte le tue debolezze. Comunque il giudice, perché questo poi dobbiamo guardare, sembra comunque che
prenderà nota un po' di tutto, cioè si attarderà a giudicare e a valutare, soprattutto probabilmente da un profilo. Okay, benissimo. Sì, 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 perfetto. Allora, qui qui lui il giudice valuterà delle cose che sembrano soprattutto accordi, perché il mercante, soprattutto nelle questioni legali, generalmente riguarda trattative commerciali, trattative su quello che possono essere sospesi economici. Dunque lui qui guarderà bene e secondo me stiamo valutando la domanda per te, dunque io tutte le carte che vedo, francamente le vedo positive per te. Perché cosa si vede qua? Intanto Intanto le prossime, cioè, subito a seguire della sua valutazione, lui guarderà evidentemente anche i retroscena più dolorosi, oppure valuterà, eventuali sotterfugi o attacchi che possono essere stati fatti e, a mio avviso, guarda l'esito. Cioè, non è l'esito, questo è come va, poi c'è l'esito, no, però qua a me sembra proprio che vada bene per te, okay, cioè amica, riunione, consolante sorpresa, sono qui l'armonia, l'essere ascoltati, dunque finalmente qualcuno che ti ascolta veramente. Il buon esito di una vertenza, cioè la riunione è un qualcosa di favorevole, anche la riuscita, dunque per me le carte danno una bellissima indicazione nei tuoi riguardi, però senti cosa c'è qua. Qui ci sarà comunque, anche se il giudice darà ragione a te, qua c'è di mezzo una casa, c'è di mezzo qualcosa dove chiaramente probabilmente lui o farà sparire del denaro, oppure c'è qualcosa che combinerà con questa casa, forse perché non te la vuole lasciare o boh, comunque attenta che farà sparire qualcosa, mh, oppure si dirà impossibilitato a farlo, a pagare o creerà ancora qualche disturbo, ma per quanto mi riguarda il giudice, da quello che ho visto, propenderà per te. Okay, benissimo. Io, vi ringrazio intanto, tantissimi. Ah, vedi che lui vuole questa ca puoi confermare che io e te non ci siamo mai sentite prima, dunque bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato, per essere stati con me, per aver deciso comunque di restare anche lì in attesa del vostro turno e chi è rimasto, insomma, è rimasto premiato. Io vi ringrazio tantissimo e vi ricordo l'appuntamento venerdì alle 21:15 e che dirvi, vi aspetto e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie Marisol, grazie a tutti.